Siamo giunti alla terza giornata del Festival a Piede Libero. Dopo la performance di Elisa Dal Corso, che si è svolta durante il mercato settimanale, e quella di Silvia Gribaudi al distretto sanitario, Alberto Cacopardi, uno dei più straordinari performer della danza e del teatro di strada nazionale, ha realizzato la performance Carta Bianca all'interno degli uffici comunali. Volevo cogliere l'occasione intanto per ringraziare l'amministrazione che ha accettato, no, questa scommessa con grande entusiasmo e devo dire che è una bella scommessa, è una bella, nel senso che ci stiamo accorgendo di giorno in giorno che proprio come ci aspettavamo, il pubblico che la danza incontra in questi luoghi non è il pubblico solito, no? del teatro. Come se ne parlava, insomma, quando abbiamo studiato il progetto insieme con l'amministrazione, con l'assessorato alle politiche culturali, il gioco è proprio questo, cioè di andare a pescare qualcuno che alla danza, al teatro neanche pensa, in un momento in cui davvero non se l'aspetta, e capire se questo tipo di arte, di cultura, può piano piano, con grande rispetto e con grande ascolto della situazione, della situazione in essere, no? Con cui viene a trovarsi, può aiutare a creare una buona socialità, no? A sciogliere quelle che sono queste abitudini un po' chiuse, forse un po' rigide, a cui tutti noi per forza di cose, no? Visto il periodo, vista la situazione, vista la fatica un po' della vita di tutti, ci veniamo a creare. E questo è la cultura, no? Questo è l'arte, il fatto di poter davvero trasformare uno stato emozionale anche delle persone, e quando è così è una grande gioia per tutti. In Carta Bianca, Alberto Cacopardi ha usato diversi personaggi, ognuno con delle proprie caratteristiche. Sicuramente c'è l'esplorazione dell'eleganza, della precisione, della luna femminile, no? Dentro quel vestito bianco, vivendo anche la seduzione, la trasformazione di questo corpo femminile anche da giovane, forte, sensuale, a vecchio, fragile, no? E poi c'era l'altro che era un militare, un soldato, un folle, e poi è diventato il reduce, il vecchio, anche lì, no? Questi sono i percorsi. E il denominatore comune, cioè i momenti in cui anche c'era meno dinamica nello spazio, c'è la ricerca dello stato silenzioso del clown, che guarda il mondo come se fosse la prima volta e è testimone silenziosamente di ciò che accade e reagisce distinto perché ha abbastanza un livello di coscienza basso, quindi non è che ha possibilità di pensare, meno magari del danzatore che mentre danza un'intenzione, un oggetto preciso. Lo spazio è più legato magari al mondo della danza, quindi uno spazio vero concreto, uno spazio immaginativo, verso la fine della performance nello spazio grande. E invece il clown si aggancia di più alle persone, perché è concreto, non è immaginativo il clown.
Per l'artista è stata la prima volta che realizza una sua performance all'interno degli uffici comunali. È bello perché devi ascoltare molto, perché se una persona è abituata ed è lì per te è una cosa, se quella persona è lì per lei perché sta facendo un'azione devi ascoltare molto lei, silenziosamente, e rispettare i millimetri giusti al quale stare. Ed è bellissimo perché non fai niente però sei là, quindi non accade nulla però si sta a danza dello stare, nella prima parte soprattutto.